doppietta in un sol colpo per l'Atletica Vicentina che in casa conquista il campionato di società di prove multiple allievi ed allieve e festeggia in pompa magna il 25° compleanno. 2 titoli frutto di un dominio totale. Harold Barruecos e Ottavia Cestonaro, punte di diamante del club berico, hanno confermato la loro supremazia dopo la vittoria ai campionati italiani individuali di Santa Cristina di Val Gardena. L'azzurrina Cestonaro, finalista nel triplo ai mondiali Under 20 di Barcellona, si è confermata atleta versatile, imponendosi nell'heptathlon con 5.121 punti. È andato bene quello che non pensavamo ed è andato male quello che doveva andare bene. Comunque l'obiettivo era la vittoria di squadra, l'abbiamo conquistata con un margine consistente, quindi siamo contentissime. E adesso ho coronato la vittoria individuale con la vittoria con la mia squadra e con le mie ragazze e sono contenta, la stagione è appena iniziata, questo weekend partiamo per Lubiana, la Coppa Campioni, dove dobbiamo dare il meglio e poi concluderemo con i campionati di società assoluti e i campionati individuali a Firenze, speriamo che vada tutto bene. Il cubano Barruecos, d'adozione vicentina, ha totalizzato 5.807 punti nell'octathlon, avvicinando il primato personale e precedendo il primatista italiano Edoardo Pellisetti. È andata bene, sono contento e non me lo aspettavo e mi sono migliorato di un bel po' di punti e quindi sono contento. In campo maschile l'atletica vicentina, completata da Edoardo Gambaretto, Davide Sinigaglia e Sebastiano Spanevello, ha messo insieme 15.712 punti, precedendo Atletica Cairatese e Atletica Piemonte. Settima la seconda società veneta in gara a Vicenza, l'Atletica Nevi, penalizzata dall'infortunio nella prima giornata di Alberto Baggio. Siamo stati tutti bravi, abbiamo fatto tutto il personale, tutti, a parte lui che vabbè, se l'avesse fatto il personale sarebbe stato ancora meglio, però vabbè dai, è andato bene comunque. Molto bene. 2 titoli italiani di società nelle prove multiple, che è una disciplina veramente mitica dell'atletica leggera, è il massimo che si poteva aspirare. E questo viene grazie a una impostazione di questa società che adesso sta celebrando il 25° anno dalla sua fondazione e premia una società che ha indicato, che ha segnalato, che ha indirizzato la sua organizzazione su un modello che è senz'altro da proporre. Gli scudetti dell'Atletica Vicentina sono stati conquistati in casa, un valore aggiunto che gli atleti tengono a sottolineare. In casa secondo me personalmente è molto meglio perché è il campo dove ci alleniamo tutti i giorni, è una cosa molto più familiare, senti molto, quindi sì, secondo me è stato molto meglio gareggiare in casa. Tra le ragazze, l'Atletica Vicentina, con squadra completata da Martina Ortolani, Federica Gaspari ed Evelyn Ifaragimi, ha realizzato 13.617 punti, lasciando i gradini meno nobili del podio al Brixen e Atletica Cinque Cerchi. A livello individuale i secondi classificati guardano al futuro. Il piemontese Edoardo Pellisetti spiccherà il salto verso il decathlon, mentre la lombarda Sportoletti riceverà con molta probabilità lo scettro di regina delle prove multiple allieve da Ottavia Cestonaro, che nella prossima stagione salirà di categoria. I lanci li devo migliorare soprattutto perché è una questione molto di tecnica. E poi spero sui 200 perché ho un personale di 26 e 19 con un po' di vento a favore, ma spero tanto di scendere sotto i 26 e anche i 100 ostacoli, perché mi manca anche lì un po' di tecnica, quindi spero di migliorare l'anno prossimo. Vengo da un infortunio muscolare e ho ripreso ad allenarmi 2 settimane fa, quindi ero venuto qua per preparare poi gli italiani individuali e quindi arrivare a tentare di battere il record che avevo fatto il 26 maggio a Bressanone è stato già solo fantastico questo. Il prossimo anno imparo l'asta e il disco e ci diamo al decathlon. Il 1000 diventa 1500, così soffriamo di più e va bene così. Calato il sipario sul campionato italiano di prove multiple, è iniziata la festa per il compleanno della società neoscudettata, club di riferimento per una provincia tra le più vivaci nel panorama dell'atletica italiana. Presenti autorità, società della provincia affiliate e tutti i tesserati che hanno sfilato sotto gli applausi della tribuna gremita del campo Perraro di Vicenza. Grande orgoglio vicentino, grande orgoglio della città, questi poi sono segni
importanti anche per tutti coloro che si stanno avvicinando all'atletica. Pensiamo che questo sia un modo corretto di educare fino in fondo i nostri ragazzi e se poi riescono a diventare anche campioni, tanto meglio. L'atletica serve anche per preparare persone capaci poi di raggiungere risultati non solo nello sport ma anche nell'apprendimento scolastico. Questa è una società che ormai è un riferimento per questa città, non è solo per gli scudetti, è per tutto il lavoro che c'è dietro, tanto lavoro rivolto ai giovani, tanto lavoro rivolto proprio alle scuole e alla fine i risultati piano piano vengono fuori. Un progetto che nei 25 anni chiaramente ha avuto fortune alterne perché le difficoltà sono sempre all'ordine del giorno, ma che però soprattutto nell'ultimo periodo è riuscito a rafforzare il rapporto col territorio, con le società collegate fino ai 15 anni e a creare un'atletica che progressivamente di livello crescesse. Questo grazie poi anche alla fortuna di pescare campioni come Matteo Galvan, come Michael Tumi e come adesso i più giovani a partire da Ottavio Cestonaro che ci stanno portando molta gloria, ma non solo a noi, a tutto il movimento dell'atletica nazionale ed è quello il risultato importante. Sono tutti i presupposti organizzativi, tecnici, di entusiasmo perché l'atletica a Vicenza con l'atletica vicentina veda un futuro assolutamente molto roseo, ma da questi dati e guardando anche altri dati è l'atletica veneta che sicuramente si pone come un movimento, anche l'atletica veneta si pone come un movimento di punta dell'atletica nazionale. L'anno scorso abbiamo conquistato il primo scudetto a livello giovanile, quest'anno ne abbiamo aggiunti altri 2, adesso pensare a 3, al terzo, al quarto il prossimo anno non è una cosa semplice, però quello che noi cerchiamo di fare è quello di rafforzare al meglio tutti i presupposti che possono poi preludere ad un risultato, lavorando sul nostro territorio con tutti gli atleti vicentini e con la consapevolezza che più stimoli riusciamo a dare a loro dal punto di vista agonistico, più loro si formano, più loro vanno meglio a scuola, perché abbiamo una ricerca che lo dimostra e quindi è un progetto che in realtà guarda sì la parte agonistica ma soprattutto cosa lascerà su moltissimi ragazzi questa esperienza per la loro vita. Dulcis in fundo Michael Tumi, stella di casa che ha provato il record italiano negli 80 piani con l'intento di chiudere in bellezza i festeggiamenti per il 25esimo societario. Il record categoria promesse gli è riuscito con 8,63 ma al secondo tentativo perché come vediamo nelle immagini alla prima partenza gli è scivolato via il blocco. È stata una gara sfortunata, la prima partenza il blocco mi è scivolato, mi sono fermato, sono ripartito per rispetto degli altri e dopo sono stati gentili a far ripetere la gara. Poi c'è stata una fase, insomma è successo un po' di tutto, il tempo è stato viziato diciamo da queste cose, sono comunque contento, speravo di attaccare il record a quello assoluto, però dopo tutto quello che c'è stato insomma è andato bene così.